Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro che si svolge nell'ambito di Job e Orienta edizione digitale. Siamo molto felici di poter condividere un argomento davvero importante con tutti gli studenti e i docenti che sono collegati a questa importantissima manifestazione. Il tema è quello delle competenze economiche, che sono competenze necessarie ovviamente per l'orientamento e anche per agire, entrare nel mondo del lavoro. Noi siamo ospitati in realtà all'interno di un percorso della Regione Veneto. La Regione Veneto che ha promosso una campagna che si chiama Il futuro conta, rivolta proprio a tutte le scuole della regione. E abbiamo qui il dottor Menin, appunto della regione, al quale chiederei di di illustrarci questa campagna, di dirci come mai è nata e quali sono gli obiettivi che vi ponete. Allora, grazie, un saluto anche da parte mia, è sempre un piacere avere la possibilità di incontrare i ragazzi e insegnanti in occasione di Job e Orienta, che rappresenta un momento davvero importante per il nostro territorio regionale, ma direi per tutto il territorio nazionale. Eh, In effetti la campagna regionale di educazione finanziaria Il futuro conta è una campagna che Regione Veneto ha costruito a partire da una indicazione che è arrivata dal Consiglio regionale, che è figlia di una situazione che ha coinvolto il territorio regionale del Veneto in maniera molto, diciamo, dolorosa negli anni precedenti e che ha reso evidente la necessità di dotarsi di competenze di natura economico e finanziaria, dotarsi di competenze sia da parte delle persone che in questo momento stanno gestendo le proprie risorse, i propri risparmi, quindi adulti, ma anche aziende, imprese, e quindi una linea di questa campagna è dedicata a questo target, ma anche a quelli che saranno i cittadini di domani, gli investitori di domani, i risparmiatori di domani, e cioè i ragazzi. Per questo una linea della campagna è proprio dedicata agli studenti delle scuole del territorio regionale. Una linea che ha come obiettivo raggiungere più di 5.000 ragazzi del primo ciclo e più di 3.000 ragazzi del secondo ciclo. Le attività andranno avanti per alcuni mesi, oggi direi è una sorta di lancio ufficiale di questa seconda linea e quindi non mi resta che augurare un buon momento di approfondimento e di informazione ai ragazzi e soprattutto uno sviluppo utile per i ragazzi, per gli insegnanti che fruiranno di questo servizio nei mesi prossimi. Buon lavoro. Grazie dottor Menin per questo esordio inaugurale dell'evento ma anche della campagna. Mi presento innanzitutto anch'io, sono Monica Rivelli della FEDUF, Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio e come ha indicato il dottor Menin noi saremo diciamo così, il partner che a livello regionale porterà nelle scuole di ogni ordine e grado e di ogni provincia le attività didattiche sul tema dell'uso responsabile del denaro, del risparmio, della pianificazione, dei nuovi strumenti di pagamento, insomma tantissimi argomenti utilissimi. Io qui oggi non sono sola, c'è il mio collega Igor Lazzaroni che poi seguirà la presentazione dopo di me e oggi quello che faremo è sostanzialmente una presentazione, se vogliamo, degli argomenti che ciascuno di noi potrebbe incontrare nel momento in cui si trova a interagire, ad esempio scegliendo un prodotto bancario, oppure prendendo delle decisioni per il proprio futuro, oppure anche gestendo la paghetta o i primi stipendi. E dopo con invece vedremo un approfondimento specifico su un tema molto importante, soprattutto in questo momento, che è quello del pagare digitale, che ormai insomma ci ha veramente, siamo stati catapultati tutti in questa modalità. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto vorrei condividere una presentazione. Ecco qua.
Dunque, il futuro conta, economia a scuola, competenze economiche per agire responsabilmente. Non sta scorrendo la presentazione, scusate, non so perché prima scorreva. Provo a interrompere la condivisione e a ricondividere. Forse è qua. Bene, intanto che Mo prova a caricare intanto a ricaricare la sua presentazione. Intanto mi presento. Mi chiamo Igor Lazzaroni, lavoro alla FEDUF. La FEDUF è la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e Risparmio, è un'istituzione privata creata dall'Associazione Bancaria Italiana proprio con lo scopo di diffondere l'educazione finanziaria in tutto il contesto sociale. Quindi partendo dalle scuole con ragazzi con i bimbi delle scuole elementari, arrivando fino all'università e al mondo degli adulti. Monica appunto intanto sta lavorando per provare a ricaricare la sua presentazione. Oggi su cosa ci soffermeremo? Ci soffermeremo appunto, come vi anticipava Monica, su un argomento che ci coinvolge da vicino, perché si parla appunto di pagamenti digitali che soffrono. Ecco, intanto vedo che Monica forse è riuscita a. Sì, sono Ok, tornata, sono Monica, si vede, rientrata. perfetto, così riesco a non spoilerare il mio intervento e ti cedo volentieri la parola. Grazie, a dopo. Grazie. Eccomi, scusate, problema tecnico. Solamente una presentazione di chi è la FEDUF. Siamo nati nel 2014 su impulso dell'ABI e abbiamo appunto come missione la necessità, l'opportunità, il compito di portare nelle scuole, di promuovere l'educazione finanziaria quale competenza di cittadinanza nelle scuole di ogni ordine e grado, di diffonderla in un'ottica valoriale, quindi non come competenza tecnica, attenzione, perché l'idea non è quella di formare degli economisti, ma di rendere i cittadini più consapevoli e responsabili, in quanto queste competenze sono competenze utili a tutte, proprie di tutti, per il benessere individuale e sociale, motivo per cui ne parliamo alle scuole sia tecniche sia umanistiche, anche nei licei. Il vostro lavoro in questo momento è sostanzialmente quello di studiare. Voi attraverso l'istruzione state lavorando sulle vostre abilità, conoscenze e competenze. In una parola, state quindi lavorando, valorizzando, potenziando il vostro capitale umano. E perché si fa? Cioè perché bisogna studiare, si dice bisogna investire su te stesso, devi avere un obiettivo, devi fare delle scelte, perché tutto questo poi l'obiettivo è quello di specializzarsi per poter avere ovviamente un lavoro, un percorso professionale che dipende sia dalle nostre attitudini, dalle nostre preferenze, ma anche appunto dal percorso di studio, dalle nostre abilità, conoscenze e competenze che abbiamo valorizzato nel tempo. E perché si fa questo? Perché si spera di avere anche uno stipendio, di poter guadagnare del denaro che ci servirà per gestire la nostra vita. Ci servirà
per comprare, per fare degli acquisti e ci servirà per poter appunto programmare e pianificare il nostro futuro. Quindi tutti noi a un certo punto, dopo lo studio, avremo dei redditi e effettueremo dei consumi. Quindi questo ci fa pensare che le competenze economiche non sono proprio di chi fa studi specialistici. Non è vero che non mi serviranno nella vita, ma che sono competenze di cittadinanza utili a tutti, perché tutti noi ci troveremo a gestire il denaro, tutti noi ci troveremo a fare delle scelte su quale strumento bancario attivare, tutti noi magari ci troveremo anche a decidere se investire o meno il nostro denaro. Voi siete in un'età in cui, diciamo così, avete ancora non tantissime, diciamo così, elementi di decisione e di gestione del denaro. Sicuramente dovete iniziare ad approcciarvi a pensare a come impostare il vostro benessere presente e futuro. Dovete gestire la paghetta e i primi guadagni. Qualcuno di voi probabilmente fa dei lavoretti e quindi deve decidere, ad esempio, cosa comprare o per cosa risparmiare, e quindi ecco qui che voi dovete decidere le spese necessarie e le spese superflue, o magari alcuni di voi sono alle prese con i primi strumenti bancari. Immagino che ci saranno dei ragazzi che hanno una carta prepagata, ad esempio. Per la vostra età, se siete ancora in età scolare, diciamo che più o meno le esigenze sono sostanzialmente queste. Ma a breve, voi immagino siate delle classi che, appunto, se state partecipando a Job e Orienta, siete in uscita dalla scuola e quindi dovrete fare anche delle scelte per il vostro futuro. Sappiate che crescendo aumenteranno anche le complessità delle decisioni relative alla gestione del denaro. Crescendo, appunto, cambiano le esigenze. Vedete, qui c'è una figura con due persone un pochino più adulte, quindi devono risparmiare le necessità e le priorità di scelta, devono accumulare per le spese impreviste, perché per esempio hanno una macchina da gestire e può rompersi, perché per esempio hanno delle spese mediche. Devono mantenere un bilancio familiare in equilibrio, quindi devono scegliere anche quali strumenti e prodotti bancari avviare per gestire il proprio denaro. Il conto corrente ovviamente è lo strumento di base, ma poi devono decidere se avere delle carte di debito, delle carte di credito, devono decidere se investire il proprio denaro e quindi farlo crescere. Cos'è un investimento? Sostanzialmente è un modo per far fruttare il denaro, perché io ne ricavo un interesse, ma se fosse così tutti lo farebbero. Attenzione, l'investimento non è a rischio zero, non è detto che se io investo il denaro ho un profitto sicuro, quindi devo gestire il bilancio tra rischio e rendimento. Devo decidere, cosa importantissima, come accantonare per la maturità. Voi siete ancora lontani da questa prospettiva, certamente forse non avete ancora nemmeno un lavoro, ma sappiate che prima ci si inizia a pensare meglio è, perché sta cambiando il welfare, sta cambiando il sistema pubblico delle pensioni. Quindi sostanzialmente questo è un tema fondamentale per assicurarci una maturità tranquilla e serena. Oppure come famiglie, quando diventerete un pochino più grandi, dovrete decidere se indebitarvi. Ma indebitarvi, attenzione, non in senso negativo, indebitarvi ad esempio per chiedere un prestito per un acquisto importante o ancora di più per chiedere un mutuo per acquistare una casa, che ovviamente è lo strumento che molte persone utilizzano perché difficilmente si ha la disponibilità di contanti necessarie per acquistare una casa. Ecco, io ho usato tante parole, ho fatto tanti esempi. In questo, diciamo così, prima carrellata, primo appuntamento, non è possibile approfondirli tutti. Volevo quindi suggerire ai docenti che sono in ascolto di iscrivervi alle attività della campagna Il futuro conta. Sul nostro sito, che è www.economiascuola.it,
trovate tutte le indicazioni. Le scuole possono scegliere, le scuole superiori possono scegliere tra 8 linee didattiche a cui iscriversi. Ci sono tutti gli argomenti che io ho illustrato e che verranno approfonditi da un tutor, sia con una lezione frontale sia con modalità didattiche interattive. Quindi ciascuna linea è descritta nel contenuto, negli obiettivi, nelle modalità, nelle attività e nel tempo orario. Quindi qualora abbiate piacere ad approfondire ulteriormente questi argomenti e a far partecipare le classi a un incontro con l'esperto, ricordate che sul sito www.economiascuola.it potete scegliere, avete tempo fino a fine novembre. Tornando al discorso delle esigenze che cambiano nella gestione del denaro, abbiamo visto da teens, da adolescenti, sono una sfera, se vogliamo, ristretta, in quanto appunto l'attività di gestione del denaro è specifica su alcuni elementi, sulla gestione della paghetta, su alcune scelte di acquisto. Abbiamo visto che crescendo si amplificano e diventano ancora più complesse queste scelte, ma non solo cambiano con il nostro ciclo di vita, cambiano anche in base al contesto. E qui veniamo all'argomento che approfondiremo oggi. Tutti noi stiamo vivendo questa pandemia e tutti noi abbiamo visto come il digitale è stato accelerato tantissimo. Cambia il contesto, cambia anche il modo di gestire il denaro. Diciamo che prima molte persone non sapevano nemmeno come si usasse, ad esempio, il sito per fare la spesa online, e adesso molte persone invece si fanno portare la spesa ordinandola online. Oppure ancora, molte persone andavano in banca ogni settimana per controllare il proprio estratto conto, per prelevare dei contanti. Invece adesso si collegano all'home banking, vedono il residuo sul conto, vedono i movimenti e pagano con le carte di pagamento. Ancora, molte persone andavano nei negozi per acquistare un gioco, adesso ci sono i siti di e-commerce che ovviamente hanno avuto una esplosione inimmaginabile fino a qualche tempo fa. Attenzione, con questo non voglio dire che in Italia prima non si usassero questi strumenti, si usavano anche se l'Italia era un po' un fanalino di coda dell'Europa. Non eravamo proprio avvezzi all'uso degli strumenti di pagamento digitale. Ma adesso con il Covid questa modalità è stata ancor più accelerata. Quindi è uno degli elementi, è una delle competenze di cittadinanza economica che tutti noi, ragazzi e anche persone meno giovani, devono ormai padroneggiare, conoscendone le opportunità, ma anche i rischi, ma anche i consigli, diciamo così, per usarli in sicurezza. Quindi con Igor, adesso a cui appunto lascio la parola, vedremo proprio alcuni di questi strumenti approfondendoli. Perfetto, grazie Monica. Sì, il mio intervento vuole essere più che altro una chiacchierata con chi ci sta ascoltando per andare a capire alcuni meccanismi, alcune cose che noi forse diamo per scontate quando ci approcciamo al mondo dei pagamenti differenti dal contante, ma in realtà non è così, ed è bene averne conoscenza. Perché la conoscenza è anche il modo per evitare, per sfruttare al meglio i vantaggi e per conoscere tutti gli svantaggi che possono poi dar luogo anche a situazioni poco piacevoli. Un dato diffuso settimana scorsa dalle autorità dice che sono in assoluta diminuzione i reati classici, quindi per strada, furti, rapine, reati, mentre sono in aumento, giocoforza perché siamo tutti a casa, stiamo molto più davanti al computer, le truffe online. Ora, truffe online che come avvengono, e qua poi lo vedremo perché appunto Monica parlava di sicurezza dei pagamenti online. Tutti pensano come
perché è una fake news molto diffusa, che i pagamenti con carta di credito o sull'online siano pericolosi, poco sicuri. In realtà non è così e vedremo che molto spesso le truffe avvengono attraverso l'email, quindi con le tecniche di phishing con i quali siamo noi stessi a cedere e a dare i nostri dati ai malintenzionati. Lo strumento di per sé, la tecnologia di per sé non è né buona né cattiva, ed è per quello che oggi noi andiamo ad affrontare il discorso di conoscere meglio i pagamenti online. E partiamo appunto vedete, noi l'abbiamo chiamato appunto Pay Like a Ninja come un gioco, abbiamo utilizzato Pay, ma Like a Ninja come un gioco famosissimo su internet, al quale immagino tutti voi abbiate giocato almeno una volta. Quindi parliamo delle carte e vediamo che sono di 3 tipi sostanzialmente, poi ce ne sono anche delle altre un po' più complesse, ma queste sono le più diffuse. E vedete che sotto vi dice anche Pay Now per la carta di debito che noi tutti conosciamo impropriamente come carta bancomat. In realtà bancomat è il circuito sui quali viaggiano le transazioni, quindi viaggiano i vostri pagamenti. Quella carta lì si chiama carta di debito e risponde al claim di Pay Now perché ogni volta che voi effettuate un acquisto vi viene addebitata la somma immediatamente nel momento stesso in cui effettuate il pagamento. Abbiamo invece poi le carte di credito che sono Pay Later, come vedete, perché? Perché la somma che voi spendete vi viene addebitata in un secondo momento, sostanzialmente intorno al 15, a metà mese o alla fine del mese successivo, e questo cosa vi consente rispetto alla carta di debito o carta bancomat? Vi consente di effettuare un acquisto anche se voi i soldi sul conto corrente non li avete. L'importante è che li abbiate al momento in cui viene emesso l'estratto conto, in cui viene effettuato il pagamento. Quindi ve lo ripeto, il 15 o il 30 del mese successivo. E poi invece le carte prepagate che funzionano esattamente come funziona un telefono, quindi come funzionano le ricariche dei telefoni. Quindi Pay Before, voi ricaricate la cifra sulla carta prepagata e poi voi potete spenderla o prelevare del denaro contante qualora vi serva. Differenza con la carta di credito classica: attenzione, con la carta di credito classica evitate di prelevare del denaro contante. Perché? Perché a quel punto si configura come proprio un effettivo prestito di denaro e quindi la commissione che vi sarà richiesta sarà molto alta. Quindi ricordiamoci, se dobbiamo prelevare del denaro contante che ci serve e non possiamo pagare con la carta di credito, con la carta di debito, appunto con la carta bancomat, preleviamo il denaro con la carta di debito e quindi con il bancomat, mai con la carta di credito se non in necessità estrema e di estrema urgenza. Vediamo un po' quali sono le peculiarità della carta di credito, della carta di debito oppure bancomat. Dobbiamo avere un conto corrente o l'IBAN, non è nient'altro che il nome del nostro conto corrente, è una serie alfanumerica di 27 caratteri, nomi, numeri e lettere. Di solito se siamo in Italia inizia con IT perché appunto siamo in Italia. La carta di debito, il bancomat, viene dato gratuitamente insieme contestualmente all'apertura del conto corrente. E a cosa ci serve? Ci serve se vogliamo pagare subito e abbiamo disponibilità per pagare immediatamente i nostri acquisti, per pagare nei negozi e nei punti vendita fisici e anche per prelevare, appunto, come dicevamo, il contante. Il prelievo di contante di solito, se avviene negli sportelli, si chiamano quelli che noi chiamiamo anche qua impropriamente sportelli bancomat, in realtà si chiamano ATM, Automated Teller Machine, ossia distributori automatici di denaro. Se il prelievo avviene presso uno sportello della propria banca, quindi sulla propria rete, solitamente è gratuito. Ciò avviene anche sempre più sulle reti di altre banche, quindi indipendentemente dal fatto che abbiate una banca o meno. Però fate attenzione se per caso, perché qualche banca potrebbe chiedervi una commissione se prelevate del denaro contante in sportelli differenti da quello della vostra banca. Ovviamente c'è anche la carta di debito internazionale, quindi sostanzialmente un bancomat internazionale che vi consente di pagare in questo modo anche se siete fuori dai confini italiani. Le prerogative sono le stesse, quindi dobbiamo essere maggiorenni, aprire un conto in banca con un IBAN e viene data in aggiunta in sostituzione del bancomat. Tante carte hanno le due funzioni abilitate sulla stessa carta, quindi abbiamo una carta con tutte e due le funzioni, carta internazionale e carta nazionale. Avviene
è ideale per le stesse cose sostanzialmente di quella nazionale, con l'aggiunta dell'acquisto online e mobile. Perché? Perché magari i pagamenti vengono fatti, come diceva Monica prima, sui siti all'estero, e quindi questa, la carta di debito internazionale, permette di effettuare anche pagamenti al di fuori dei confini nazionali. Molto 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 importante: se per puro caso dovessimo perdere la nostra carta di credito o la carta di debito, non bisogna chiamare la mamma, gli amici, la polizia, la guardia di finanza. No, la prima cosa che dovete fare: chiamate la vostra banca e bloccatela. Le banche mettono a disposizione due numeri differenti, uno se siamo in Italia e l'altro se siamo all'estero. Okay? Quindi sono due numeri differenti da memorizzarvi sullo smartphone. Se perdete la vostra carta di credito, se perdete il vostro bancomat, prima roba che fate è chiamare la banca e dire: cara banca, bloccamela, bloccami la carta. Dopodiché farete la denuncia alle autorità, chiamerete se non avete dei soldi per farveli mandare, tutto. Però prima cosa importantissima: bloccate la carta. Veniamo alla carta di credito. Anche qua, carta di credito, abbiamo detto, vi consente di pagare dopo, quindi il 15 o il 30 del mese successivo. Per ottenerla dobbiamo comunque essere maggiorenni e avere un conto corrente con l'IBAN. Qua, a differenza della carta di debito, dobbiamo avere l'ok da parte della banca. Perché? Perché sostanzialmente è la banca che anticipa i soldi al posto nostro, e quindi dobbiamo avere una valutazione di merito creditizio, il che significa che se siamo puntuali con tutti i pagamenti che abbiamo effettuato in questi anni, non ci sarà alcun problema nel anticipare i soldi per conto nostro. Ovviamente, se invece siamo notoriamente dei cattivi pagatori e quindi non paghiamo in tempo o non paghiamo proprio, e ovviamente la carta di credito non ci verrà data. Percorso ideale per i pagamenti con addebito posticipato, quindi di solito al 15 o al 30 del mese successivo, pagamenti contactless, quindi strumenti che non entrano. Contactless significa che non entrano in contatto tra di loro in tutto il mondo in punti di vendita, quindi come diceva prima Monica, sulle app, sui siti, piuttosto che sull'e-commerce. Acquisti online e mobile. Attenzione, che questo è molto importante, perché va a sfatare un'altra fake news che tutti noi che circola, ossia che se io perdo o mi sottraggano la carta di credito, chiunque può effettuare gli acquisti o prelevare del denaro, e quello che ci rimette sono io. No, in realtà non è così. Perché? Perché tutti gli acquisti effettuati in questo modo sono protetti, quindi è assicurato ed è una garanzia sia per l'esercente, sia per il commerciante, sia per noi. L'importante è che noi abbiamo 60 giorni per disconoscere l'uso improprio, quindi effettuato da un'altra persona o da altre persone, della nostra carta. Quindi, se per puro caso io mi accorgo che mi hanno fregato la carta di credito e me ne accorgo 3 giorni dopo, se io denuncio subito, tutti quegli acquisti che sono stati effettuati in quei 3 giorni, da quando io ho denunciato, sono coperti da assicurazione, e i soldi non ce li rimetterò io, tranne per una franchigia di 150 euro. Quindi attenzione, perché questo è molto importante. Non è vero che se vi fregano la carta di credito tutto quello che succede è a carico vostro. No, sono assicurati, perciò non avete questo tipo di problema. La cosa è che dovete comunque denunciare entro i 60 giorni. Carta prepagata invece, appunto abbiamo detto, funziona come le ricariche del telefono, e quindi noi ci carichiamo prima i soldi. E come facciamo per ottenerla? Scarichiamo una delle app a disposizione, ce ne sono un sacco, oppure possiamo richiederla in una banca. In questo caso non abbiamo bisogno del conto corrente, perché la carta prepagata ha un suo IBAN, quindi ha un suo nome e cognome. E questo, ad esempio, se voi iniziate a fare dei lavoretti, oppure i primi stipendi, oppure i primi introiti che ricevete, funzionano proprio come un conto corrente, quindi lo stipendio addirittura può essere caricato e versato su quella carta, che diventa a tutti gli effetti come se fosse un conto corrente portatile, perché ve la mettete nel portafoglio o ve la mettete nel telefono. L'altra cosa, e questo ovviamente se avete del denaro, se vi arriva del denaro. L'altra cosa è che è ideale, non bisogna essere maggiorenni, quindi potete chiederla e ottenerla e usarla dai 13 anni in avanti. Ovviamente ha dei limiti, e il limite è che corrisponde, possiamo fare acquisti di un importo pari a quanto noi abbiamo caricato, non superiore.
però è anche utile perché ad esempio possiamo scambiare del denaro tra di noi senza scambiarci denaro contante, possiamo comunque effettuare acquisti e sul mobile. Come diceva prima Monica, la situazione della pandemica, nella situazione di lockdown, ha avuto tanti aspetti sulla vita di ognuno di noi. Uno di questi sicuramente è scaraventarci nel mondo digitale. Nel mondo digitale, cosa significa? Significa che facciamo a meno di tutte quelle cose e anche oggetti dei quali che usavamo comunemente prima, quando potevamo andare nei negozi, nei ristoranti, al bar, al cinema e quant'altro. Punto, noi eravamo come nazione, circa il 26% di tutte le transazioni che effettuiamo viene effettuato in modo digitale. C'è ancora un buon 75% che paga in denaro contante. È una percentuale che però cresce sempre di più, quella del pagamento digitale, perché a causa del coronavirus. Quindi effettuando acquisti sul computer o sul telefono, ovviamente le transazioni aumentano. Leggevo i dati gli ultimi dati, pare che siano il totale del volume, credo che sia intorno agli 87 miliardi di euro, una cosa del genere nel corso dell'anno scorso. C'è da dire che sicuramente i pagamenti con la carta di credito sono molto più igienici, che è inutile nasconderselo, che non col denaro contante. La carta di credito al bancomat rimane sempre in mano nostra, non passa in mani estranee, sappiamo sempre dove va e come l'abbiamo utilizzata, a differenza delle banconote, che invece, passando in mano, possono essere anche un potenziale veicolo di diffusione di agenti patogeni. Ora non lo dice solamente Igor Lazzaroni, ma lo dice anche la New York University, che ha effettuato appunto una ricerca in questo senso su un campione di banconote da $1 e ha in effetti visto che su ogni banconota mediamente ci sono circa 3.000 agenti patogeni differenti tra virus e batteri, dei quali solamente il 20% classificato. L'altro 80% non è mai stato classificato. Ora, questo non significa che se io prendo in mano una banconota da 5 euro chissà cosa mi succede. No, non è così. Però è anche vero che sicuramente è meno igienica la banconota da 5 euro piuttosto che la carta di credito o la carta bancomat. Ci sono delle regole per usare le carte in sicurezza? Ovviamente sì. La seconda che vedete qua, il PIN, non ve lo dico neanche, voi siete nativi digitali, quindi sapete che cos'è il PIN, sapete come si utilizza, sapete che se lo sbagliate 3 volte l'apparecchio, il telefono si blocca esattamente come si blocca la carta di credito o la carta bancomat. Quindi attenzione. Come lo conserviamo il PIN? Lo conserviamo qua dentro, lo conserviamo nella testa e nella memoria. Non lo scriviamo né sullo smartphone, né tantomeno sul portafoglio, né tantomeno lo conserviamo in borsetta. Perché? Perché se qualcuno ci sottrae o lo smartphone o la borsetta o il portafoglio, avrà gioco facile, perché è l'unico modo con cui prelevare poi per andare a prendere i soldi. Quindi PIN conservato qua dentro e carta di credito custodita senza mai darla in mano a nessun altro, anche la carta bancomat. Quindi quando si potrà tornare al ristorante, una cosa che vi consiglio è quando quando vi arriva il conto e quindi dovrete pagare, ecco, al posto di dare la carta di credito al bancomat al cameriere, andate alla cassa e pagate voi. Quindi la carta la tenete in mano voi e pagate voi, in modo che intanto, appunto, abbiamo visto prima il discorso dell'igiene, ma secondariamente anche sapete sempre in ogni momento cosa succede al vostro strumento di pagamento. Cosa succede se si sbaglia il PIN durante il prelievo? Appunto, dicevamo 3 tentativi errati, poi la carta viene bloccata, basta richiederla alla banca di sbloccarla, come succede esattamente con lo smartphone quando digitate il PUC per poi riattivarlo. Ecco, qua non c'è il PUC, bisogna andare alla banca e chiedere di riattivarvi la carta di credito. Altra cosa, aspetto importante, è un aspetto culturale, perché molte persone spesso mi dicono ma se io pago con la carta poi perdo il controllo di quanto sto spendendo. Ora, in realtà, se uno ci fa caso, non è così, perché io sfido chiunque a chiedere dove hanno speso 3 settimane fa 5 euro, ok?
Se ve lo chiedo voi non lo sapete, mentre con la carta di credito o la carta banca basta andare su internet o sul proprio telefono, vedere, mettere dentro la data, l'estratto conto e vedete esattamente per cosa sono stati spesi, quando sono stati spesi, dove sono stati spesi quei famosi 5 euro, cosa della quale io non ho, almeno personalmente, se spendo 5 euro che ho speso un mese fa non mi ricordo né se li ho spesi né tantomeno dove li ho spesi, perché cosa li ho spesi. Quindi invece sono degli strumenti che ci consentono di tenere sotto controllo, se opportunamente utilizzati, ciò che spendiamo. Se viene addebitata una spesa non effettuata al titolare o se viene clonata la carta di credito, ecco, questo ve l'avevo anticipato prima, vedete abbiamo 60 giorni per segnalare le anomalie per addebiti autorizzati, quindi se per caso ci vediamo arrivare una bolletta che non è nostra o con un importo sbagliato, e 13 mesi per gli addebiti non autorizzati, come appunto gli acquisti in negozio o su internet. Quindi se io mi accorgo dopo un mese che mi hanno fregato la carta di credito e si sono comprati delle scarpe da 130 euro durante l'arco di questi 13 mesi, ecco, basta che lo dica prima dei 13 mesi e quelle scarpe mi verranno rimborsate. Cosa facciamo se perdiamo la carta? E l'abbiamo visto anche questo prima, non serve recarsi in banca, basta telefonare, però questa è la prima cosa che dobbiamo ricordarci di fare, quindi avvertire la banca che la nostra carta è stata sottratta o che l'abbiamo smarrita, insomma. All'estero è sicuro usare la carta? Beh, questa sono state sempre preparate, ve l'avevo anticipato prima. Ok, in ogni caso per legge, se qualcuno, se per esempio sono state sostenute delle spese tra il momento dello smarrimento del furto e l'effettiva denuncia, abbiamo 100 è tutelato per ogni spesa superiore a 150 euro avvenuta anche prima del blocco, quindi siete tutelati fino dai 150 euro in avanti, okay? Quindi con una franchigia di 150 euro. All'estero è sicuro di usare la carta di pagamento? Sì, è sicuro. Un modo per renderla ancora più sicura, tanto che stiamo qua in Italia, ad esempio, è attivare la geolocalizzazione. Quindi attivando la geolocalizzazione noi preveniamo le richieste di pagamento che magari vengono da paesi esteri dove ad esempio la clonazione di carte di credito è un reato molto diffuso e comune. Quindi limitando la richiesta di addebiti sulla nostra carta di credito da paesi che sappiamo avere un alto tasso di criminalità da questo punto di vista, noi così andiamo in prevenzione di ipotetiche usi fraudolenti del nostro strumento di pagamento. Qua andiamo abbastanza veloce perché tanto immagino che qua avete tutti un'età per cui avete già pagato con carta di credito e con carta di debito. Volevo concentrarmi, ecco, questo è un aspetto molto importante, il fatto del PIN numero di 4 numeri, che però non è richiesto se l'importo è inferiore a 25 euro. Quindi fino a 25 euro voi potete pagare tranquillamente con la vostra carta di credito senza inserire il PIN. Ovviamente noi possiamo trasferire la nostra carta di credito o di debito sul telefono, quando però vogliamo pagare col telefono dobbiamo fare attenzione ad attivare la NFC sullo smartphone e poi a quel punto potremo utilizzare il nostro telefono come fosse una carta di credito. Gli acquisti online è inutile che mi soffermi perché tanto li avete già fatti tutti, l'unica cosa state attenti a due cose, che nel browser vi sia un lucchetto in alto sulla sinistra che quindi indica che le transazioni effettuate su quel sito sono sicure e sono protette da dati crittografici, e attenzione ai vari siti perché ad esempio molto spesso ci sono dei siti che con ortografia sbagliata nascondono poi truffe. Volevo soffermarmi poi
Ecco, questa è anche una delle altre fake news. Ci sono pagamenti involontari? No, non è vero, non funziona così, perché ogni operazione ha un inizio e una fine, quindi se quello che arriva dopo di voi e passa alla sua spesa, non la pagate voi, state tranquilli. L'unica cosa è che però ci può essere l'errore umano, quindi state ben attenti che quando siete alla cassa l'importo che vi chiedono di pagare sia effettivamente quello che voi avete speso, ma lì l'errore non è della carta di credito, è di chi vi ha battuto lo scontrino. Quindi pagare online non è sicuro, anche questo non è vero, ci sono appunto la crittografia che protegge con crittografia 32 o 64 bit che protegge con miliardi di combinazioni i nostri acquisti online e quindi non è vero che non sono sicuri. E io a questo punto avrei finito la mia presentazione e quindi cedo la parola per i saluti finali a Monica. Eccoci di nuovo. Allora, come dicevo all'inizio, questo incontro è stata una veloce carrellata. Abbiamo scelto uno degli argomenti che trattiamo nei nostri incontri e che appunto nelle lezioni con le scuole è sicuramente più approfondito. Durano sostanzialmente le lezioni almeno 90 minuti. C'è un'interazione diretta con l'esperto perché i ragazzi appunto possono interagire, vengono coinvolti con domande, possono chiedere in chat e c'è ovviamente tempo per approfondire tutti gli argomenti proposti. Io ricordo ancora che c'è la possibilità sul nostro sito www.economiascuola.it di registrarsi alle attività che la FEDUF propone per le scuole di ogni ordine e grado. C'è peraltro una linea didattica che è proprio denominata orientamento, rivolta proprio alle classi quarte e quinte che sono in uscita. E quindi mi auguro che questo incontro di oggi sia stato appunto un avvio e anche permetta una maggiore conoscenza delle attività proposte e che tutte le scuole possano cogliere questa opportunità. Sono tutte gratuite e si possono svolgere tranquillamente anche tutte in DAD. Quindi noi abbiamo rimodulato le proposte sia per essere fruite fisicamente, magari dalla primavera 2021 si potrà di nuovo, non sappiamo, oppure in alternativa tutte le attività sono appunto fruibili in DAD sia da scuola sia da casa, quindi il docente non ha nessun problema a proporle ai ragazzi anche da casa. Un altro appuntamento che volevo ricordare è quello di domani, perché sempre nell'ambito di Job Orienta noi proporremo una mini conferenza spettacolo che è una delle modalità previste anche nelle linee didattiche. Alcune di queste infatti hanno la partecipazione a un evento, diciamo così, un po' televisivo, perché siamo in DAD, altrimenti sarebbe stata una conferenza spettacolo dal vivo, in cui appunto si affronterà da un punto di vista diverso, se vogliamo, il tema della scelta. Il tema della scelta perché ovviamente la manifestazione in cui siamo inseriti si chiama Job Orienta, è sicuramente una manifestazione che aiuta e indirizza a prendere delle scelte i ragazzi che vi partecipano e quindi noi abbiamo voluto proporre una conferenza spettacolo su questo tema. Vedremo quali sono ad esempio i condizionamenti che abbiamo, cosa ci blocca, come il nostro cervello percepisce gli elementi del contesto quando dobbiamo fare una scelta, quindi è molto molto carina e anche molto divertente. Anche per questa c'è ancora posto, se volete, sempre sul nostro sito che è economiascuola.it, nella home page c'è un calendario, se cliccate sulla data del 27 di domani potete aprire l'evento e troverete tutte le indicazioni per iscrivervi. Ecco, io ho terminato il tempo nonché la presentazione, ringrazio ancora tantissimo la Regione Veneto che ha in primis ideato questa campagna e
prima regione in Italia ad averlo fatto, quindi la Regione Veneto va assolutamente questo merito di aver sistematizzato questa proposta rendendola disponibile gratuitamente a tutte le scuole della regione. Quindi davvero un plauso a loro. E la ringraziamo anche per aver scelto la FEDUF come ente, come braccio operativo, diciamo così, per tutte le scuole. Non so se il dottor Menin sia ancora collegato della regione, altrimenti saluto io anche per loro. E direi che possiamo chiudere qui. Da me, da Igor, grazie ancora e vi aspettiamo ci rivediamo, speriamo, nelle attività che proporremo durante l'anno scolastico. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci a tutti.